Per un giorno fanghi e acque termali vengono accantonati. Qui, ad Abano, arrivano i supereroi e i personaggi manga. Siamo giunti alla terza edizione di Abano Comics, ci sono decine di espositori da tutta Italia, Star Wars Cosplay Italia, che faranno una parata prima del contest. Arrivati da tutta Italia gli appassionati del settore, c'è chi commercia gli oggetti dei propri idoli, chi li costruisce e chi li colleziona. Ampia la partecipazione dei cosplay, ragazzi e ragazze, anche un po' cresciuti, che vestono i panni dei propri eroi. Interpreto Ezio Auditore dalla serie Assassin's Brotherhood, che è un gioco dell'Ubisoft, di cui hanno fatto anche un film, per cui tutto quello che io faccio, le movenze, i movimenti, i salti e tutto quello che riesco a riportare sul palco è quello che viene visto nel film, nel gioco, e di conseguenza cerco insomma di farlo il più simile possibile. E poi il clou dell'evento è il contest dei cosplay, dove i migliori riceveranno un riconoscimento che li premierà per i propri abiti o per le proprie abilità. Gremito anche quest'anno il Teatro Magnolia, che ha ospitato l'evento. Il prossimo appuntamento in programma è il 7 maggio a Cittadella. Svischenberg Channel News, Abano Terme.